La chiesa dello Priatorio. Annuccia, una sera, litigavo con lo marito e aveva passato la notte all'erta innanzi alla porta alla casa loro. Verso la mezzanotte abbiarono a passare i cristiani per la via, poi una fodda, un filaro lungo, che non finiva mai, uomini auto, con lo cappietto alla camisola, vestiti nere, con le scarpe nuove che facevano rumore di cendredda in coppa alle ricce della via, e femmine vestute a festa scendevano verso lo piano dicendo lo rosario. Primo di giorno sentette suonare la campana della messa alla chiesa allo Priatorio. Stuffa di stare innanzi alla porta, se ne ette pure alla chiesa, buttava il portone e trasette dentro. Era piena di gente che apriava. Se utava una femmina, era la comare morta parecchi anni prima, che dicette: come a noi, questa è la messa nostra. Bianca di paura, seminava da fuori, dalla chiesa a Nuccia, ma non facette a tempo ascì, che la porta si chiudette di botta, ci ingarzavo dentro uno zinzolo dello sciallo che si strazzava. Arrivava alla casa senza iato, e solo un danno capette che quell'era la notte delle morte. Questo racconto, la cui informatrice fu mia madre, Maria Antonia Del Vecchio, contadina 1922-2011, era narrato da sua nonna, nata verso la metà dell'Ottocento, la cui casa era in via Sant'Antonio. La chiesa del Purgatorio, che affacciava in quella che ora è Piazza della Vittoria, in cui erano esposte le ossa dei morti, era frequentata da San Bombilio Maria Perrotti, nato a Montecalvo Irpino da nobile famiglia, il 29 settembre 1710 e morto a Campi Salentina, Lecce, il 15 luglio 1766, dove gli è dedicato un santuario. Egli era solito frequentarla da solo per recitarvi le preghiere e i teschi dei defunti rispondevano. Questo fatto è riportato nelle testimonianze raccolte per il processo della sua canonizzazione. La chiesa subì danni irreparabili col terremoto del 1930, per cui fu demolita e ne è rimasta memoria grazie a qualche foto e a qualche brandello della cultura orale che ho raccolto personalmente.